Amici del futsal, buonasera dal Pala Cicogna di Ponzano Veneto. È la 28esima giornata della Serie A, quinto e Futsal Day in campo Campi Treviso contro Napoli. Inquadrati tre direttori di gara: Davide Copat della sezione di Pordenone, Daniele Filannino della sezione di Iesi. Al crono ci sarà Daniel Fior della sezione di Castelfranco Veneto. La voce che vi parla è quella di Giacomo Florio. Tra poco in campo per la 28esima giornata, come dicevamo, Campi Treviso e Napoli. Partita in origine in programma alle 17:30, poi posticipata alle 18 in quanto il kit del Napoli è stato imbarcato male, smarrito per il volo che ha portato la formazione di mister Gianfranco Angelini qui al Pala Cicogna. Si sono avvalse le due formazioni della mezz'ora per cercare di recuperare il kit. Era nata anche l'ipotesi per il Napoli di giocare con la seconda maglia della Came. Alla fine tutto ok per quanto riguarda il Napoli di mister Angelini, che ha ritrovato il suo kit, ha ritrovato anche tutti i giocatori a disposizione. È rientrato dalla squalifica sia mister Angelini che Guillermao, è ritornato Salas, è ritornato anche Borruto dopo qualche problemino per la Came. Tutti gli effettivi in campo per Silvio Roccia, il recupero di Antoniazzi, anche lui squalificato, e dunque si presuppone una gran bella partita qui al Pala Cicogna con la penultima giornata di questa regular season. Le due formazioni, inquadrata la Came, la formazione di casa. Tra poco il via per 40 minuti effettivi. Quadrato capitano Giapaviera, Donin, Sutton. Quadrato adesso il Napoli con la classica foto di rito. Napoli che sta bene dal punto di vista delle prestazioni: 3 risultati utili consecutivi, 2 vittorie e un pareggio, 3-1 contro il Saviatesta Mantova, poi il pareggio 3-3 contro la capolista, contro il Catania, e un 4-3 l'ultima giornata contro la Fortitudo Pomezia. La Treviso invece ha alzato bandiera bianca 4-1 contro anche loro, contro la Meta Catania, anche se il periodo per la formazione di mister Silvio Roccia è tutt'altro che negativo. La vittoria 4-3 contro il Mantova, la vittoria da Eboli per 3-1 e poi il 4-2 con il Cosenza. La parentesi è stata già archiviata, la parentesi Catania per la formazione trevigiana. A battere il primo pallone sarà Giapaviera, il capitano della Came Treviso. Con gli ultimi check per i direttori di gara con le panchine, fischietto in bocca, e dunque è partita Came Treviso Napoli con la formazione di casa. A girare il primo pallone del match. Subito cercata la verticale per Giapaviera, che si gira e calcia, recupera senza problemi De Gennaro. Tanto incomprensione, a possibilità per il Napoli non sfruttata. Giapaviera, possibilità di ripartenza, no, perché il tocco largo alla ricerca di Antoniazzi è impreciso. 7 gol per il numero 5 della Came, terzo miglior marcatore insieme a Josip Sutton. Rimessa laterale per il Napoli, battuta in direzione di Borruto, cercata l'imbucata, non trovata, allora possibilità di ripartenza. Steso Donin, calcio di punizione, prima infrazione commessa. Rivediamo il replay con Donin bravo in fase di intercetto, poi il recupero, il tocco da parte, se non ho visto male, di Perugino. Calcio di punizione per la Came già battuto. Altro errore in impostazione, deviazione di Guillermao è utile a sporcare la manovra offensiva. Altro recupero di Guillermao, altro errore della Came. Si fa vedere lì vicino Borruto, cercato invece dall'altra parte Capitan Perugino, che ha qualche difficoltà nel controllare il pallone. Rimessa laterale, Giapaviera prova a imbucare con l'esterno, bella giocata, poi il palleggio troppo complicato per Bissoni.
non riesce poi a gestire questa verticale. Altra rimessa con i piedi, questa volta per il Napoli, sprecata all'indirizzo di Lorenzo Pietrangelo, ex di Giornata. Donin, ancora già Paviera, tocco lì vicino, Donin ancora per Giappa, uno contro Guillermao, va sul destro, poi il tocco a cambiare banda di ritorno per Donin, scarico, movimento di Donin, Bissoni, poi la possibilità per Borruto e con il sinistro trova la buona uscita di Pietrangelo. Prima conclusione effettiva del match, un Borruto che ha provato questa percussione sulla sinistra, alla fine se l'ha cavata alla grande Lorenzo Pietrangelo. Tentativo con il sinistro da parte di Cino, deviato, altra rimessa con i piedi, il sorriso di Filannino, il pallone girato indietro con il tocco di prima da parte di Cino, che ci ha provato in precedenza con il mancino. Applaude il 20 della Napoli, che voleva probabilmente un movimento più in appoggio da parte di Guillermao. Già Paviera ha cercato, Guillermao non controlla il pallone, allora si riparte con Giappa, ancora pallone fuori, si fa vedere Bissoni all'indietro, il pallone poi lungo direttamente con De Gennaro che deve impegnarsi, lo fa alla grande Guillermao. Borruto, cercato Perugino, non trovato, recupero di Giappa, se ne va bene, troppi anche per lui, alla fine in palleggio riesce a servire sulla destra il compagno, il pallone dentro, poi Viera, altra deviazione con De Gennaro che alla fine si ritrova il pallone lì, azione un po' confusa della Kame, comunque si stava rendendo molto pericolosa. Il fischio è arrivato dalle parti di Davide Copat. Rivediamo intanto però la giocata di Giampaviera e Perugino che si è immolato praticamente verso il pallone per evitare rischi peggiori all'indirizzo di De Gennaro. Antoniazzi con calma per Bissoni, sempre Antoniazzi, solita giocata verticale alla ricerca di Capitan Viera, sporca il pallone. Bolo, De Gennaro, lancio lungo alla ricerca di Borruto, preciso Napoli che in questi primi 3 minuti e 7 secondi ha trovato anche difficoltà in costruzione, anche se la prima vera occasione ce l'ha avuta la formazione azzurra con Borruto. 15 gol per lui, 15 gol come Giampaviera, 30 gol per i due giocatori più rappresentativi in campo. Rimessa laterale Napoli, buona l'uscita, buono il gioco a 3 con De Gennaro che si sblocca, poi calcia in porta, l'errore, allora la possibilità con il sinistro che termina alto, con De Gennaro che si arrabbia, ci aveva provato Antoniazzi, forse poteva fare qualcosina in più. De Gennaro che aveva provato a liberarsi del possesso del pallone calciando verso la porta difesa da Pietrangelo, trovando però Antoniazzi. Attenzione a Pellesigno, scappa via, prova a sprintare il numero 2 del Napoli con tanta esplosività, marchio di fabbrica per il numero 2 il mister Gianfranco Angelini, che ha parlato in settimana. Pensate, Pellesigno ha garantito una grande prestazione dei suoi, scherzando sul meteo di Treviso, quanto non fosse amante del freddo. Pellesigno che è sempre invece molto caldo per quanto riguarda sprint e garra all'interno del terreno di gioco.
Pietrangelo con le mani lungo, la deviazione da parte della retroguardia del Napoli, rimessa laterale per la Kame con Josip Sutton, tentativo col sinistro da parte di Antoniazzi. 8 in campionato, 5 minuti e 4 minuti e 3 secondi, l'ha sbloccata la Kame Treviso, inquadrato già Paviera, forse c'è stata una deviazione. Allora solo il replay potrà confermarci quello che sicuro è, ovvero l'1-0 per la Kame. C'è stato sì il sinistro di Antoniazzi, la deviazione di Giappa Vieira impercettibile probabilmente dalla dinamica della telecamera, utilissima a livello pragmatico per la formazione di mister Silvio Roccia, che sblocca il punteggio. Dunque 1-0, Luisinho. Si fa vedere Antoniazzi e di conseguenza è diventato assist man in questa situazione. Attenzione al pallone per Vieira. Vieira tutto solo, De Gennaro in qualche modo l'ha toccata. Si dispera Giappa Vieira, aveva tanto spazio per fare qualcosa in più con la finta di passaggio e poi ha provato a spostare con il destro per calciare con il sinistro. Ha colpito De Gennaro, che è rimasto attento fino alla fine. Josip Sutton, vediamo se il nazionale croato riuscirà a dare qualcosa in più. Intanto va giù Pelesigno, tutto buono, rimessa dal fondo per il Napoli. Bolo, cercato l'1-2 con Pelesigno. La copertura di Gargantini insieme a Luisinho è efficace, rimessa laterale per il Napoli con Bolo che prova a far correre Pelesigno, no, perché c'è l'altra copertura di Luisinho, ancora una volta importante in fase di interdizione. Bolo, Pelesigno pressato, la deviazione questa volta di Sutton. Altra rimessa con i piedi, altra deviazione con Salas che si appoggia all'indietro da De Gennaro. Bolo se ne va alla grande Salas, movimento di Bolo, cercato dall'altra parte Grasso e poi Pelesigno. Salas, c'è spazio per Bolo, servito Pelesigno. Ancora Salas, prova a scavare questo pallone, facile per Pietrangelo che ha già rilanciato lungo, colpo di testa e 2-0 per la Kame sull'assist di Pietrangelo, la rete di Gargantini che si dispera con Filannino che sembra aver ravvisato un'irregolarità. Rivediamo tutto. Il colpo di testa di Pietrangelo, il colpo di testa, pardon, di Gargantini sull'assist di Pietrangelo. Credo che il direttore di gara abbia indicato come Gargantini non abbia colpito il pallone, di conseguenza ha segnato direttamente con le mani Pietrangelo. E dunque si resta sull'1-0. Rivediamo ancora una volta, grazie alla regia. È difficile valutare effettivamente se ci sia stato il tocco o meno con Gargantini, che ovviamente per forza di cose era convinto di aver toccato il pallone. Fatto sta che il signor Filannino ha decretato l'annullamento del gol. Se di annullamento possiamo parlare, di conseguenza si rimane sull'1-0 per la Kame. Il tocco che sembra esserci, difficile comunque valutare. De Gennaro allontana, attacca sempre la Kame, lo fa con Ercolessi.
poi Sutton, bella giocata di Sutton, se ne va Ercolesi, pallone dentro a cercare Gargantini che non ci è arrivato questa volta in maniera più che convinta. Intanto rivediamo la bella giocata del croato, poi Ercolesi dentro per Gargantini che non è che non ci è arrivato, ha fatto un movimento opposto rispetto alle idee da parte del numero 2 della Kame, e dunque si resta sempre 1-0. Time out chiamato da mister Gianfranco Angelini. La panchina della Kame invece inquadrata, indicazioni da parte di mister Silvio Roccia per cercare di continuare, mi verrebbe da dire, su questo ritmo che ha messo in difficoltà e non poco la formazione del Napoli, maglia nera per l'occasione. Inquadrato il direttore di gara Daniele Filannino della sezione di Iesi, a colloquio con Davide Coppato della sezione di Pordenone. 6 minuti e 17 secondi se ne sono andati in questo primo tempo. 1-0 per la Kame, la rete di Giampaviera sull'assist di Antoniazzi, un tiro cross con il mancino che con l'esterno destro ha deviato il capitano della Kame. Intanto viene ammonito, credo, un componente della panchina, se non Giampaviera, per la Kame. Borruto a colloquio con il direttore di gara, rimessa laterale per il Napoli. Dunque il minuto tecnico concesso alle due panchine per rinfrescare un pochino le idee, che se n'è andato Borruto. Si fa vedere Bolo, Guillermao gestisce bene la ricerca ancora di Borruto, che prova a puntare Luisinho. Si scontrano i due, c'è stato fischio da parte del direttore di gara, quindi tutto regolare e si riparte con il possesso per la Kame. Cercato André Ferreira, l'exit al service Pesaro, l'ultimo a toccare è stato Bolo, rimessa laterale per la Kame. André Ferreira che tocca e restituisce di fatto il pallone al Napoli. Borruto, De Gennaro, mancino per Borruto, anzi pardon per Bolo, ore di misura del portiere maglia gialla del Napoli. Altra rimessa con i piedi per la Kame da zona offensiva con André Ferreira che lascia per Luisinho. 4 secondi che sono passati, dunque cambio rimessa. Possesso palla riconsegnato di conseguenza al Napoli con Cino. Borruto, Cino, pallone girato, si fa vedere ancora Cino. Salas, De Gennaro, stavolta profondo con il destro a cercare Guillermao che lotta, poi alla fine sbuca dall'altra parte Cino. L'ultimo a toccare è stato un giocatore della Camo, con Guillermao che ad ampi gesti prova a ricreare il replay del fallo che avrebbe voluto. Pallone fuori, Cino al volo, pallone che sfiora il palo e termina sul fondo. Torna a riaffacciarsi il Napoli dopo qualche minuto di assenza dalla metà campo della Kame. C'è stata deviazione, dunque rimessa dal fondo già battuta. Gargantini prova a proteggere questo pallone, diventano troppi anche per uno come lui. L'ultimo a toccare è stato ancora un giocatore del Napoli, rimessa con i piedi per la Kame con Donin. André Ferreira a chiamare lo schema, c'è Guillermao in barriera, manca il pallone che ora arriva. Con il duello Borruto-Gargantini, Ferreira che prova a calmare il numero 96. Errore da parte della Camera, ora possibilità di ripartenza con Guillermao, scappa via Guillermao col sinistro, Pietrangelo in due tempi, alla fine allontana, col destro va Borruto, arriva la copertura forte da parte di Donin.
Altro buon intervento da parte di Pietrangelo, e poi è stato anche bravo a rialzarsi in maniera rapida. C'era Perugino sulle sue tracce, pronto a ribadire in rete con la testa. Sempre Perugino, pallone fuori per Borruto, sporcato. Allora si arriva nelle zone di De Gennaro. Cino, Perugino, rete di Perugino, l'1-1 del Napoli. Non perfetto Pietrangelo, l'esultanza di Capitan Fernando Perugino, quarto gol in questa Serie A, quinto per il capitano del Napoli. Non perfetto in questa circostanza Lorenzo Pietrangelo, che si era invece distinto in precedenza per qualche buon intervento. Contropiede fatale manovrato da Cino, e il tocco con il destro per la rete di Perugino. Valevole l'1-1. Dopo un grande momento da parte della Came è arrivato il pareggio dalla formazione di mister Gianfranco Angelini. Questo destro che sembrava non irresistibile per Pietrangelo, che probabilmente è passato sotto le gambe dell'estremo difensore maglia numero 1 della Came. Pietrangelo, sbagliato, la ricerca di Giampaviera, che nel mentre è rientrato. Borruto, senza perdere tempo va in avanti, recupero Giampaviera, tentativo deviato, ancora corner. A battere andrà Bissoni. Toccato fuori per Donin, cerca di scappare via, non riesce, alla fine si trasporta il pallone in fallo laterale. Borruto ancora una volta veloce per Guillermao. Perugino, ancora per Borruto, che prova il destro direttamente in porta, alla ricerca della rete del 2-1. Ha provato a sorprendere Pietrangelo, il numero 9 del Napoli, senza però trovare effettivamente né lo specchio della porta né pericolosità in questa conclusione. Questo dunque sul punteggio di 1-1 con De Gennaro che rimette in gioco il pallone. Perugino che prova a andare in verticale, alla fine che esce, rimessa laterale, già battuta. Giampaviera lavora bene con la suola, poi Sutton preferisce riniziare il sinistro. Giampaviera, deviazione, l'ultimo a toccare il 12. Fallo laterale per Borruto, che lancia in avanti, colpo di testa. Poi Cino, De Gennaro, Cino, la pressione di Sutton, giocato in avanti Denner, alla fine riesce a manovrare, a lavorare bene questo pallone. Quest'anno rimessa con i piedi. Cino, sempre il 20, lascia lì per Borruto, giocato Denner ancora una volta, senza problemi Pietrangelo, poi Sutton, giocato Giampaviera, altra deviazione, questa volta da parte di Grasso. Pronto Bolo a subentrare, scopriremo a breve al posto di chi. 10-17 ancora da giocare. 1-1 il punteggio, 3 i falli commessi dal Napoli, una sola infrazione invece commessa dalla Came. Tentativo con l'esterno nel mentre di Donin, facile per De Gennaro. Giocato ancora Denner, poi lavora bene Antoniazzi.
sempre il numero, anzi pardon, questa volta Giapaviera. Finta da parte di Donin, pallone nelle zone ora di Antoniazzi. Giocata ancora Giapaviera, pallone che arriva per Sutton, pulisce Antoniazzi che si allaccia con Grasso, a commettere fallo è stato Giapaviera. Calcio di punizione per il Napoli, secondo fallo commesso dalla Kame in questo primo tempo, punizione già battuta, secondo fischio, dunque Bolo. Recupero da parte della Kame, controllo di Giapaviera che prova a partire, si allaccia con Grasso, Bolo e poi sempre Grasso. Fa vedere ancora Bolo, arriva Antoniazzi, deciso sul diretto avversario, cartellino giallo, seconda munizione per la Kame. Il numero 4 del Napoli che aveva saltato in maniera secca Antoniazzi. Punizione per il Napoli da buona posizione, vediamo se inventerà uno schema la formazione di mister Angelini o se andrà direttamente alla battuta verso la porta difesa da Pietrangelo. C'è Bolo sul punto di battuta, c'è anche Salas, Lusigno e Giapaviera in barriera. Pietrangelo che vuole attenzione. Il tocco di Cino per Salas, non calcia, in qualche modo la palla che rimane lì dopo la scivolata da parte di Bissoni, il pallone che si era impennato. L'ultimo tocco i giocatori della Kame vorrebbero che fosse del Napoli, il Napoli invece si conquista la rimessa laterale in quanto l'ultimo tocco è stato di un giocatore della Kame. Altro pallone rigettato fuori con De Gennaro, che ha chiamato nel mentre l'antipressing. Bolo, Salas, la ricerca di Denner, ha trovato il numero 11 Sutton, avanza il croato, poi la palla diventa buona, attenzione alla possibilità. L'ultimo tocco che è stato di Antoniazzi, secondo i direttori di gara, dunque rimessa con i piedi, non calcio d'angolo. Denner, arriva anche Grasso, non si capiscono l'11-4, alla fine il pallone riconsegnato alla Kame con Josip Sutton sul punto di battuta con l'esterno all'indietro. Recupero di Salas che poi protegge bene, arriva Giapaviera, si allacciano i due, vince il duello il 12 che prova a ripartire, pallone lì vicino per Antoniazzi, scivolata precisa ed efficace da parte di Grasso, rimessa con i piedi per la Kame. Suona la sirena, possesso palla per il Treviso, time out di conseguenza chiamato dal Treviso, 60 secondi tecnici per organizzare questi ultimi 8 minuti e 23 secondi ancora da giocare nel corso di questo primo tempo. E percorrendo leggermente gli highlights, dopo 4 minuti e 3 secondi il gol di Giapaviera sul sinistro potente di Antoniazzi, la deviazione da pivot puro da parte del capitano numero 12 della Kame. Circa 4 minuti più tardi la rete di Perugino sul contropiede manovrato da Cino, nel mezzo anche il gol non gol, Gargantini sul lancio di Pietrangelo, secondo i direttori di gara non ha toccato il pallone, sarebbe stata la rete del 2-0. Filannino però molto deciso nella sua chiamata, mentre sono scaduti i 60 minuti, il minuto tecnico concesso alle due panchine. Si ripartirà dalla rimessa laterale per la Kame. Sutton, si fa vedere Lusigno, c'è anche azione Giapaviera in linea di battuta, cercato sul secondo palo Giapa, deviazione
corner per la Kame. Tentativo dentro di Sutton, poi sinistro ad allontanare, a respingere questo pallone da parte della retroguardia del Napoli. Lancio in avanti di Pietrangelo, scivola Sutton, anzi pardon Azzoni. Dunque da portiere a portiere, da Pietrangelo a De Gennaro. Buono il movimento di Bolo a venire a prendersi il pallone tra le linee, poi Giappaviera deve proteggere su Grasso, lo fa bene conquistandosi anche il calcio di punizione, il quarto fallo commesso dal Napoli. Cerca la giocata Luisinho, tunnel, puntata, palla alta di abbastanza, rimane comunque la splendida giocata, la splendida iniziativa da parte del numero 19 della Kame. Dispera giustamente Luisinho, ha fatto una gran bella cosa sulla banda di destra, controllando e spostando col mancino per poi andare direttamente in porta. Peccato che il suo sinistro sia terminato lontano e sia stato impreciso. È stata veramente una bella giocata. C'è Pietrangelo che era solo, forse poteva andare con le mani, l'estremo difensore della Kame. Il pubblico del Palacicogna che prova a caricare, prova a dare un po' di energia alla Kame. Recupero di Gargantini, possibilità di 3 contro 2, ancora Luisinho dentro con il tacco, De Gennaro col sinistro, la palla che ha colpito la traversa, il tentativo di Bissoni sulla bella giocata di Gargantini. Il tentativo di Bissoni che ha centrato la traversa con De Gennaro battuto ancora vicina al raddoppio la Kame, inquadrato Salas nel mentre, traversa colpita dal numero 88 dei trevigiani, vicini al 2-1. Bolo, pallone girato per Salas, 1 contro Luisinho, prova le finte, bella giocata di Salas, sterza va sul destro, lascia lì Bolo, deviazione dopo il sinistro, calcio d'angolo per il Napoli che poco fa ha sudato freddo sul contropiede perfetto da parte della Kame con De Gennaro, e poi il sinistro da parte di Bissoni. Luisinho in palleggio, allontana questo pallone, colpo di testa da parte di Grasso, poi Pietrangelo, pallone che diventa buono per il contropiede di André Ferreira, no, perché c'è il tackle di Grasso, rimessa con i piedi, cambi Napoli. 6:55 ancora da giocare, con Bissoni che ha colpito poco fa la traversa, vicino al 2-1 la Kame. Ancora col mancino Bissoni, questa volta trova però la copertura di Guillermao. André Ferreira, Borruto, anticipo poi cerca Guillermao, copertura prudente da parte di Luisinho, che con il sinistro va nel cuore della Palacicogna, non trovando compagni. Pelesigno, recupero della Kame, André Ferreira, possibilità, può anche calciare in porta, De Gennaro con il piede sinistro allontana, pallone che si impena, Pelesigno, pallone allontanato da Perugino, prova a correre Pelesigno, lo fa bene. Va giù Pelesigno, tutto buono, si muove Guillermao, cercato proprio lui, altra deviazione, poi il destro da parte di Perugino, c'è stata deviazione, calcio d'angolo per il Napoli. Adesso voglio rivedere se l'ha toccata Pietrangelo, penso proprio di sì, perché il pallone era dritto per dritto verso la porta.
paratona questa di Pietrangelo. A 6:07 ancora da giocare. Rivediamo ancora una volta il contropiede della Kame e il sinistro da parte di Bissoni. Recupero di Gargantini, prova a correre, copertura di Pelesigno, De Gennaro con il destro senza troppi fronzoli, allontana il pallone trovando addirittura Guillermao, prova a far valere la massa muscolare, poi arriva anche Borruto steso da Gargantini, quarto fallo anche per la Kame, calcio di punizione dentro Antoniazzi e Giapaviera, fuori Gargantini e fuori anche André Ferreira. Fuori Pelesigno, entra Salas, fuori anche Guillermao. Calcio di punizione per il Napoli, c'è Bolo sul punto di battuta con Borruto che prova a nascondersi dietro la barriera. Si allontana Bolo, Pacino direttamente verso la porta, forte, impreciso, colpisce Giapaviera, inquadrato, calcio d'angolo per il Napoli quando mancano 5 minuti e 42 secondi all'interno di questa prima frazione. 1-1 il punteggio. Salas, Borruto, fuori, Bolo col mancino, deviazione da parte ancora di Giapaviera. Il pallone che termina in fallo laterale per il Napoli che prova ad alzare un pochino il baricentro, prova ad alzare i giri del motore in questo finale di primo tempo. Dentro anche Bortoletto per mister Gianfranco Angelini. Cercato il 66 che voleva la palla più in verticale. Comunque apprezzato il passaggio del compagno. Solito encomiabile pubblico del Palacicogna. Ercolessi, De Gennaro, anzi pardon Pietrangelo, poi il colpo di testa di Antoniazzi, diventa buono per Giapaviera che lascia lì il sinistro da parte di Ercolessi. Non c'è stata deviazione di Bortoletto, voleva un tocco da parte di un giocatore del Napoli, il numero 2 della Kame, tocco che però non c'è stato secondo i direttori di gara. Recupero della Kame, Giapaviera nel traffico, prova a passare, poi ancora Ercolessi, ancora col mancino, pallone largo. Con le mani il 94 della Napoli per il 66, Bortoletto, Perugino, pallone lungo, la ricerca del Titi Borruto. Pelesigno, Bortoletto, Perugino, cercato Borruto, non trovato, recupero di Giapaviera, aspetta movimenti dei compagni, alla fine il pallone che diventa buono per Ercolessi che prova a lavorarlo, no, perché c'è il recupero da parte di Perugino che scappa via Ercolessi, poi il tocco per Borruto, si impegna nel tenere il pallone in campo, lo fa bene, cerca di passare su André Ferreira, per un attimo ha pensato anche al tunnel su Bortoletto, alla fine ha rimediato il 66 del Napoli sporcando e mettendo in fallo laterale, battuto da André Ferreira. Ancora alla ricerca del 3 col destro, buona la parata di De Gennaro. Sul lancio lungo il movimento in verticale da parte di André Ferreira, con il destro ha provato a colpire sul primo palo, non c'è stata deviazione, pardon, di conseguenza credo sia stato colpito il legno di De Gennaro, è rimessa dal fondo, già battuta per Borruto, Bortoletto allontana, non trova Pelesigno,
André Ferreira, Antoniazzi, Ercolessi, Antoniazzi lascia lì per Pietrangelo, cercato Giampaviera che prova a smorzare con il petto, e Ercolessi va a calciare, mastica il pallone. Rimessa con i piedi per il Napoli con Borruto che prova a far correre Bortoletto. Un'inquadratura che cade sull'area tecnica della Kame. Giampaviera si gira alla grande, Giampaviera, buono il lavoro iniziale, meno la fase finale dell'azione. Sarà girato alla grande il 12, capitano della Kame. Ha saltato anche Bortoletto, poi il destro che termina largo rispetto alla sinistra difesa da De Gennaro. Cercato Guillermao, intercetto di Antoniazzi, rimessa con i piedi in zona offensiva per il Napoli quando mancano 3 minuti e 29 secondi ancora da giocare. Bortoletto lascia lì con il destro, ci ha provato Grasso. Stata deviazione, altra rimessa con i piedi. Borruto ancora per Bortoletto, controllo con la suola, poi cercato di chiudere l'1-2 il 66, è riuscito però a trovare il movimento di Borruto. André Ferreira con la pressione di Guillermao, Ercolessi va da Giampaviera, che si incrocia con Grasso, voleva il fallo, il numero 4 di mister Gianfranco Angelini. Tutto buono secondo i due direttori di gara. Salas avanza De Gennaro, Guillermao prova a passare, Guillermao, gran giocata, Guillermao ha fatto tutto da solo, Guillermao, 2-1 Napoli sulla giocattona dell'8 che ha protetto il pallone, si è girato e poi in qualche modo ha superato Pietrangelo. Lavoro da accademia da parte di Guillermao, da pivot puro, che poi quasi cadendo, anzi senza il quasi, cadendo è riuscito a toccare quel tanto che basta per rubare quel centesimo di secondo all'uscita di Pietrangelo. 2-1 per il Napoli su un buon momento della Kame, la rete di Guillermao portare avanti la formazione azzurra di mister Angelini. Prova a rispondere subito la Kame con André Ferreira. Tentativo largo però da parte del 3 della Kame, esce Guillermao, lascia spazio a Bolo, 5 con Capitan Nando Perugino. Errore nel controllo da parte di Grasso, vediamo se la Kame risponde in questo finale di primo tempo. Giampaviera si gira e calcia, pallone alto. Ancora buona giocata da pivot da parte di Giappa. Questa volta ha deciso di fare tutto rapido, spostare e calciare il pallone che non è finito troppo largo rispetto alla porta difesa da De Gennaro. Pressione alta da parte della Kame, rischia qualcosina al Napoli, nasce però la grande con Bolo, Cino che comunque apprezza. Altro pallone in avanti alla ricerca di Giappa da parte di Pietrangelo, passa Salas, attenzione, c'è possibilità per Bolo, no, perché c'è la chiusura da parte di Bissoni. Lancio lungo di Pietrangelo, deviazione, rimessa con i piedi. Con Ercolessi cerca compagni, Sutton si abbassa Giampaviera, poi prova a correre,
cercato il 12, colpo di testa da parte di Cino, altra rimessa con i piedi con Sutton che tocca lì vicino per Antoniazzi. Ercolessi cerca spazio, non lo trova, già Baviera, duello fisico con Cino, tutto buono ancora una volta per i direttori di gara. 8 falli commessi in maniera complessiva, 4 per parte in questo primo tempo. 2-1 il punteggio con la rete di Guillermao. Sutton chiuso da Salas, allora la possibilità, Salas, il tocco lì vicino, pallone che rimane buono per la rete di Bolo, valevole il 3-1 per il Napoli, segna il 24, 3-1 per la formazione di mister Gianfranco Angelini. Si batte il petto, si batte lo stemma Lucas Bolo, con Bissoni che ha mancato l'intervento in chiusura, e contropiede perfetto manovrato da Salas alla ricerca del 24 che fa 11 in campionato, ma soprattutto fa 3-1 per il Napoli nel momento in cui stava ancora una volta spingendo la Kame. Un primo tempo che racconta il Napoli avanti 3-1. A 1:13 ancora da giocare in questi primi 20 minuti effettivi. Con la Camera che ha sfiorato più volte il vantaggio, alla fine poi la concretezza da parte del Napoli, che per ora sta decidendo la partita. Guillermao prova a passare, Sutton, rimessa con i piedi, battuta, Ercolessi alza per Gian Paviera, fuori ancora per Sutton, vediamo se sposta e calcia il croato, va sul destro, Perugino lì lo aspetta, ora si impegna anche Pietrangelo nel non far uscire questo pallone, cercato Ercolessi, trovato però il numero 2 della Came che ora lascia il posto al proprio compagno. 46 secondi ancora da giocare, senza fretta De Gennaro, alla fine va a lungo alla ricerca di Guillermao, mette giù in qualche modo, poi Sutton ha pressato, deve liberarsi del pallone, lo fa bene alla ricerca di Giampaviera, copertura da parte del Napoli, ancora Pietrangelo, ancora lancio lungo, Giampaviera controlla, calcia, pallone che sfiora il palo e termina sul fondo. Altro tentativo da parte di Giampaviera, qui ha fatto una gran cosa. Sembrava comunque in controllo De Gennaro. Bolo lotta con Bissoni, poi arriva anche Sutton a dare una mano. Possesso palla per il Napoli, rimessa con i piedi per Salas che alza la sfera col sinistro, poi una buona parata di Pietrangelo sul tentativo di Bolo, pallone che rimane lì, Guillermao, la che esce non di molto. Ha provato a rubare un tempo con la punta il numero 8, autore del 2-1 per il Napoli. Ultimi 10 secondi ancora da giocare, si muove Sutton, visto e trovato, le finte di Sutton, va sul sinistro, calcia in porta, no perché è una finta, ancora il pallone per Luisinho, la copertura di Guillermao è provvidenziale e sul tentativo poi di sorprendere Pietrangelo finisce qua il primo tempo, 3-1 per il Napoli. Noi ci prendiamo una piccola pausa e poi torniamo per i secondi 20 minuti effettivi di Kame Treviso Napoli.
Bentornati dal Palacicogna per il secondo tempo di Kame Treviso Napoli, con il Napoli che ha già ripreso la propria forma, la propria posizione all'interno del terreno di gioco, ancora in attesa del Kame Treviso, con le indicazioni di mister Angelini, i propri giocatori per quanto riguarda questo secondo tempo, ripercorrendo un pochino quello che sono stati i primi 20 minuti effettivi. La rete di Japaviera dopo 4 minuti e 3 secondi a sbloccare il punteggio, poi la rete annullata a Gargantini sul rilancio con le mani di Pietrangelo, la rete di Perugino al 8° minuto di gioco, la rete di Guillermao e la rete di Bolo a fine primo tempo a disegnare questo 3-1 che vedete in alto a sinistra nel vostro teleschermo. Pietrangelo che si è reso protagonista di ottime parate all'interno della prima frazione, meno sul gol del 1-1 di Perugino. Si è fatto sorprendere l'estremo difensore della Kame sul primo palo. Stessa Kame che in questo momento sta riprendendo posizione all'interno del terreno di gioco. A battere ovviamente sarà il Napoli, l'inizio della ripresa, con Guillermao, il gigante in maglia nera, che batte il primo pallone di questo secondo tempo. Comanda il Napoli, è viva però la Kame, la pressione alta di Antoniazzi, e adesso vedremo se l'atteggiamento della formazione di mister Silvio Roccia cambierà dopo la chiusura del primo tempo. Come dicevamo, un'ottima Kame, la traversa colpita da Bissoni, il gol annullato Gargantini, qualche ottimo intervento da parte di De Gennaro, hanno concesso solo un bonus alla formazione padrona di casa. Antoniazzi alla ricerca di Japaviera, hanno trovato il capitano numero 12, colpo di testa di Antoniazzi, Borruto, poi lascia scorrere Bissoni direttamente nelle zone di Pietrangelo, con le mani prova ad innescare Japaviera, lo fa bene, trattenuto in maniera irregolare da Grasso, e calcio di punizione, il primo nel corso di questa ripresa in favore della Kame. 2 uomini in barriera per De Gennaro, punizione per la Kame, inquadrato il 94, maglia gialla del Napoli che posiziona in maniera accurata la barriera. Rimane solo Guillermao, c'è Sutton sul punto di battuta che lascia però a Antoniazzi col sinistro alla ricerca di Luisinho, che stava provando a nascondersi, altezza secondo palo. Antoniazzi, Sutton 1 contro 1, prova la surplus, poi Japaviera prova a scappare via, trascina il pallone sul fondo. Bello il duello tra Japaviera e Grasso, rinnovato in questo secondo tempo. De Gennaro lancia in avanti, Pietrangelo smanaccia come può, rimessa laterale per il Napoli, con Pietrangelo che è andato in cielo a togliere il pallone dalla disponibilità di Guillermao. Grasso, tocco lì vicino per Bolo, pallone che però si muoveva, cambio rimessa. Comunque si riparte con il cambio possesso palla da Napoli a Kame. Antoniazzi, ancora Japaviera, recupero però di Grasso che poi cerca di giocare lì vicino con Borruto, prova ad alzare la traiettoria, direzione Bolo, recupero dei trevigiani. Grasso su Sutton, Antoniazzi prova ad innescare Japaviera, c'è anche Sutton sul pallone, l'ultimo a toccare è stato il 10 croato
della Kame, rimessa con i piedi per il Napoli con Bolo. Rimettere in gioco con il destro. Grasso. È arrivato un fischio da parte del direttore di gara. Si riparte con il possesso per la Kame. Buono il pallone alla ricerca di Sutton, è arrivato però un fischio in precedenza. Calcio di punizione per il Napoli. Dunque prima infrazione commessa anche dalla Kame. Con Borruto che con l'esterno gioca lì vicino per Bolo, sbaglia nel controllo, rinviene Borruto, Guillermao lascia lì, Borruto con la punta fuori, ottima occasione per il Napoli, vicino al 4-1, con Borruto che però ha cercato più che il tiro il pallone sul secondo palo. Pericolosa solo nelle intenzioni la giocata di Borruto, ha preferito non calciare in porta, non impegnando di conseguenza Pietrangelo. Guillermao gira all'indietro per De Gennaro, è finito a terra Grasso, inquadrato dolorante il numero 4 del Napoli. Secondo fallo anche per la Kame, così come per il Napoli. Calcio di punizione per Borruto, Perugino che prende il posto di Grasso dopo il colpo ricevuto. Borruto che tocca lì vicino proprio per Capitan Perugino. Bolo col mancino, tocco per Borruto, uno contro Antoniazzi, poi Guillermao. Solito lavoro importante da parte del numero 8 del Napoli, cercato ancora compagno, Guillermao che si lamenta. Su di lui, Borruto alla ricerca del pallone. Dunque si può ripartire. Guillermao prova a proteggere questo pallone, alla fine lotta ancora con Bissoni, tutto regolare. Guillermao, l'ultimo a toccare è stato un giocatore della Kame. Rimessa con i piedi con Perugino, tocco per Borruto, cercato ancora Guillermao, si allaccia con Bissoni, calcio di punizione, si riparte il possesso per la Kame Treviso con Antoniazzi, va sul sinistro, poi calcia in porta, recupero importante da parte di Guillermao. Borruto si intreccia, alla fine arriva Sutton che recupera un po' di spazio per il tentativo Giapaviera, però trova deviazione, trova calcio d'angolo. Antoniazzi che si deve allacciare lo scarpino sinistro, c'è da asciugare anche il parquet del Pallacicogna. La parte finale dell'azione con Giapaviera che aveva calciato in porta. Josip Sutton pronto a battere il corner, penultima di regular season per la Kame, che riposerà poi nella 30ª giornata del campionato, terzultima generale per la regular season. Col sinistro nel mentre ci ha provato Luisinho, è uscito non di molto. Sutton che aveva battuto alla ricerca di Luisinho, che ha sfiorato l'incrocio dei pali. De Gennaro che sembrava esserci dall'altra parte, nel mentre tentativo da parte di Cino che anticipa l'uscita di Pietrangelo, che però termina a largo. Giapaviera in qualche modo aggancia questo pallone. Antoniazzi sbaglia il tocco, poi Pelesigno
allontana alla vecchia maniera il pallone, trovando poi deviazione e riconquistando il possesso per il Napoli con Borruto, con De Gennaro che trova un buon corridoio con il mancino, più che altro per allontanare e smaltire un po' il pericolo. Antoniazzi, 1 contro Pelesigno, vediamo se punta Antoniazzi, tutto mancino, solita surplus, alla fine rientra sul sinistro, pallone girato in direzione di Donin che sposta e calcia. De Gennaro, dall'altra parte prova a ripartire il Napoli, no, perché c'è Japaviera che mura la possibile ripartenza. Rivediamo la buona giocata del 22, bravo anche De Gennaro a tenere il pallone lì vicino. Japaviera, altro recupero, Luisinho scappa via, doppio passo, prova un tunnel, non riuscito, allora possibilità per Salas che non affonda, preferisce ripartire lì vicino da Perugino, si fa vedere Cino, Salas, sempre Cino, movimento di Pelesigno, Salas, c'è anche De Gennaro visto e cercato, alza per Salas, buona trama da parte del Napoli, Pelesigno arriva veloce come un treno Cino, Pelesigno, serve ancora Salas, sbaglia il primo controllo, poi pallone dentro da parte di un'offensiva veramente fitta da parte del Napoli. Ha provato Perugino a cercare il movimento di Cino, non ha trovato però il numero 20, il capitano del Napoli, sull'ottima però trama da parte della formazione momentaneamente terza in classifica. Altro fallo, il quarto da parte del Napoli, si lamenta Perugino, ancora una volta deciso però nella decisione, scusate il gioco di parole, il direttore di gara. Quarto fallo dopo 4 minuti e 44 secondi sul cronometro della Palacicogna all'interno di questo secondo tempo, già tante le infrazioni commesse, questo è un fattore da non sottovalutare per i prossimi 15 minuti ancora effettivi, ancora da giocare. Luisinho, rincorsa chilometrica, Luisinho al sinistro che termina largo senza creare troppi problemi. De Gennaro che si limita a guardare il pallone sfilare direttamente sul fondo. Dall'altra parte Pelesigno, possibile fare di meglio di così. Il lancio lungo da parte di Cino, ancora per Pietrangelo, prova a dare una scossa un pochino alla Kame in questo avvio di ripresa, prova a tenere botta invece il Napoli. Luisinho, sempre il 19, c'è Donin lì vicino, passa ancora una volta però per Ercolessi. Luisinho, Donin, pressione alta da parte di Grasso, con un tunnel prova a far filtrare il pallone per Gargantini, lotta, pallone che diventa buono per Donin, va giù, tutto buono secondo il direttore di gara, possibilità di ripartenza no perché c'è Luisinho, sposta, calcia, pallone alto non di molto, esulta De Gennaro. La botta potente da parte di Luisinho, la protesta da parte del Palacicogna, c'è stata deviazione, si ripartirà con il calcio d'angolo per la Kame. Corner per la formazione di mister Roccia. Gargantini accoppiato a Pelesigno, è battuto fuori l'errore, allora la possibilità di ripartenza no perché Cino preferisce tornare indietro, alla fine deve gestire come può un Pietrangelo che non si accontenta di far sfilare il pallone, rimette subito con le mani in gioco Ercolessi,
errore di Donin per quanto riguarda il primo controllo. Pelesigno, Salas, scappa via Salas, arriva Ercolessi, l'ultimo a toccare il 10 del Napoli. Ercolessi che batte veloce alla ricerca di Gargantini, prova la giocata, l'ultimo a toccare è stato Pelesigno e dunque guadagna metri la Kame con Ercolessi. Si muove Donin, Gargantini che duella con Grasso in maniera troppo veemente secondo il direttore di gara, a richiamo sia al 96 che il 4. Dunque rimessa con i piedi con Ercolessi che batte fuori per Luisinho. Ercolessi, ancora Luisinho, bucata, Gargantini non controlla, poi allontana ancora una volta il Napoli. Pietrangelo che rimette in gioco per Ercolessi. Luisinho, controllo con il destro, passaggio di ritorno con il sinistro, lancio di Ercolessi, colpo di testa di Donin, pallone che era però terminato al di là della linea laterale della palla Cicogna, rimessa con i piedi per il Napoli. 3-1 il punteggio all'interno di questa partita, tutto maturato nel primo tempo. Questo è il motivo delle proteste del Pala Cicogna, l'occasione in precedenza con il tentativo di sfondamento da parte di Donin, che però non è andato a buon fine. Pietrangelo da portiere a portiere, da Pietrangelo a De Gennaro che questa volta preferisce giocare lì corto per Borruto. Salas, le finte, rischia qualcosina, anzi più di qualcosina su Gargantini. Alla fine recupera il numero 10 del Napoli che scatta con Borruto in avanti, sempre Borruto. Salas, Borruto, Salas, Borruto, sempre Salas, prova a passare, ora il pallone ancora per Borruto, recupero di Pietrangelo. De Gennaro, buona l'uscita con colpo di testa. 3 cambi per il team di mister Silvio Roccia. Fuori Gargantini, credo al suo posto già Paviera, fuori Luisigno, dentro Sutton, entrato anche Bissoni, entrato anche Andrea Ferreira. Già Paviera lascia lì per Bissoni, Pelesigno recupera, cerca la giocata, che diventa buono per Sutton, non se la sente di andare in porta con il sinistro, preferisce andare lì vicino per Andrea Ferreira, sempre Sutton. Giocate col mancino dentro alla ricerca del secondo palo, c'era Andrea Ferreira che aveva fatto un buon movimento ad allargarsi, quadrato il croato. Pelesigno che ha qualche problema, pronto Bolo al suo posto. Necessita di cure mediche il numero 2 del Napoli, rimasto a terra in precedenza, credo crampi, un po' anche per la dinamica delle cure. Si rialza senza problemi Pelesigno. Pallone per Bissoni, inquadrato Pietrangelo. Marcato Sutton, 1 contro Guillermau. Tocco per Bissoni, sempre Sutton, 1 contro 1, sterza Sutton, la toccata De Gennaro ancora una volta sulla buona giocata del croato, sicuramente uno dei più propositivi per la Kame. Sempre Sutton a battere, pallone fuori per Giapaviera. Dicevamo come Josip Sutton sia stato uno dei più propositivi per la Kame, almeno fin qua. Nato a Mostar il 14 novembre del 1988.
doppia cittadinanza sia bosniaca che croata. Recupero di Sutton, dentro il pallone, recupero di Grasso poi a sua volta. Cercato Guillermao, prova a passare, la copertura di Bissoni. Possesso palla per il Napoli con Grasso senza effettiva fritta, rimette in gioco, blocco irregolare, dunque punizione, quinto fallo per il Napoli, a 11:33 ancora da giocare, tantissimo ancora da giocare, con il Napoli che ha esaurito i bonus per quel che riguarda le infrazioni. Lungo di De Gennaro, colpo di testa, poi prova ad allontanare Sutton, l'ultimo a toccare lui. 72 presenze, 27 reti per Josip Sutton in maglia nazionale croata. Cercato Guillermao, solita protezione strafisica da parte del numero 8, alla fine il pallone diventa buono per Borruto. Tentativo col mancino da parte di Bolo, quello che termina alto. Borruto, c'è Bissoni, protegge, arriva anche Guillermao, duello tra numeri 8 e 88 in mezzo al campo. Alla fine il fallo commesso da, credo, André Ferreira, non convinto della direzione della decisione da parte del direttore di gara. Terzo fallo messo dalla Came. 8 falli esattamente come all'interno di tutto invece il primo tempo, 4 per parte nei primi 20 minuti effettivi. Punizione per il Napoli con Borruto, Perugino, De Gennaro in avanti con Pietrangelo che esce, alla fine Guillermao dà fastidio quel tanto che basta per guadagnare corner. Si rialza il Pietrangelo senza effettivi problemi. A toccare è stato l'estremo difensore della Came con il ginocchio in caduta. Corner per il Napoli con Perugino che alza per Bolo, pallone che sembrava essere buono, con Bolo che però ha preferito fare qualche passo indietro in copertura. Poi il tocco, la rimessa con i piedi per il Napoli, battuta da Bolo per Borruto, Perugino, De Gennaro, il pallone allontanato sulla pressione efficace della Came, rimessa con i piedi per Antoniazzi. Le finte di Sutton, Luisinho, Sutton all'esterno, prova a dialogare ancora una volta con Luisinho. Le proteste di Perugino, rimessa laterale assegnata alla Came Treviso con Sutton. Solite giocate, poi tentativo di imbucata alla ricerca di Giapaviera, ha capito tutto Borruto che prova a far ripartire Perugino, cerca il controllo il capitano del Napoli, buonissima la copertura di Antoniazzi che accompagna il pallone sul fondo. Luisinho sterza su Bolo, Antoniazzi, Sutton sempre per Luisinho, passa col mancino, non calcia, giocata con la suola di Luisinho, poi Giapaviera lascia lì Luisinho, Sutton, pallone che filtra, Sutton, buona la risposta di De Gennaro, buona anche la combinazione, il gioco a 3, Sutton che aveva liberato il destro, possibilità di contropiede con Guillermao che avanza, Guillermao, pallone fuori di un nulla, in contropiede ha provato a rendersi pericoloso Guillermao, la ricerca della doppietta, è mancato forse sul più bello
ha mancato sulla conclusione in porta. Adesso c'è qualche spazio in più. Borruto, Sutton, Luisinho si dimentica di controllare il pallone. Bolo, tocca per Perugino, Antoniazzi mette una pezza, poi non passa Giapaviera su Pelesigno. Rimessa con i piedi per la Kame. 9-15 ancora da giocare, 3-1 il punteggio in favore del Napoli. Le reti di Perugino, Guillermao e Bolo. La rete dell'1-0 invece di Giapaviera. 5 falli commessi nel secondo tempo per la formazione di mister Angelini, 3 commessi invece dalla formazione di mister Silvio Roccia. Ancora tutti e due time out disponibili per questo secondo tempo. Pelesigno, Cino che alla fine prova a pulire questo pallone, lo sbatte sulla gamba destra del numero 20, rimessa laterale per la Kame. Con Luisinho, tocca dietro, è sempre Luisinho. Sutton, Antoniazzi ha un po' di spazio, prova a prenderselo con il destro, cerca Gargantini, subentrato a Giapaviera. Si allarga De Gennaro con il destro, prova a innescare il Cino che aveva magnetizzato questo pallone. Colpo di testa di Borruto, rimessa con i piedi per la Kame. Battere Luisinho, fuori da Antoniazzi. Poi Sutton, marcato spesso il numero 10, duello con l'altro numero 10, passa Sutton, ancora De Gennaro, corner per la Kame, pallone fuori sinistro da parte di Antoniazzi, potente e impreciso. Quadrato Luisinho, De Gennaro con le mani, pressione altissima da parte della Kame, si deve liberare del pallone in fretta l'estremo difensore del Napoli, lo fa alzando questo campanile. Rimessa con i piedi per la Kame, arretrato leggermente il proprio baricentro del Napoli. Donin, il mancino gira, poi altro pallone girato all'indirizzo di Sutton, solita giocata, ancora De Gennaro, poi Pelesigno deve liberarsi del pallone, lo fa bene, altra buona giocata da parte di Sutton. Suola e mancino, come se fosse tutto naturale. Risposta ancora una volta però di De Gennaro. Donin, banda opposta, vediamo se sterza su Pelesigno, prova ad arrivare anche André Ferreira. 10 gol per il numero 22 della Kame, secondo miglior marcatore alle spalle proprio di Giapaviera, arrivato a 16 con la rete nel primo tempo. All'indietro Donin per Antoniazzi. Sutton, solito duello, cercato l'1-2 con Antoniazzi, prezza Resip Sutton, tentativo di triangolo con Antoniazzi che però non si è concretizzato. Salas, Cino, tocca per Pelesigno, Cino, Salas, se ne va in grande stile, trattenuto, calcio di punizione, cartellino giallo per Sutton, non convinto della decisione da parte del direttore di gara. Quarto fallo anche per la Kame,
che ora ovviamente rischia qualcosina pressando, come in questa occasione. Attenzione al destro da parte di Grasso, colpisce il palo esterno, si era girato in grande stile il 4 del Napoli, ha aperto il piattone spiazzando di conseguenza Pietrangelo. Occasione per il 4-1 per il Napoli. Tanto Pelesigno vuole un tocco di mano il numero 2 del Napoli, altra chance per la formazione di mister Angelini. Pelesigno, rivediamo che aveva fatto tutto bene e poi il tocco ravvisato da Pelesigno con il braccio da parte di un diretto avversario. Tutto buono secondo la terna arbitrale. Pelesigno con il tacco in bello stile per Grasso. Scambiano i due più pericolosi negli ultimi 20 secondi di partita in favore del Napoli. Tanto spazio per Salas che innesca Pelesigno, il controllo, Pelesigno, Pietrangelo in spaccata, mette in corner. Provata a sorprendere sul proprio palo Pelesigno, estremo difensore della Came. Pietrangelo, due gol per Lorenzo Pietrangelo all'interno di questo campionato. De Gennaro alza la traiettoria direttamente sul fondo, pronto André Ferreira. Pronto anche Bissoni, quest'ultimo che è già entrato. Donin, le finte del 22, poi il pallone girato all'indietro per Ercolessi. Bissoni, Donin, la chiama già Paviera, eccolo servito. Ercolessi di prima, Bissoni, Donin, Ercolessi, Giappa Vieira, Donin, 1 contro 1, va via in banda destra Donin fino in fondo, atterrato Bissoni e tiro libero per il roster di mister Silvio Roccia per la Came Treviso. Possibilità di tiro libero, ha esaurito il bonus infrazioni il Napoli, 6 i falli commessi, adesso possibilità per la Came di accorciare. Fallo commesso da Grasso all'indirizzo di Bissoni, da capire poi chi batterà questo tiro libero. C'è Giappa Vieira lì vicino, inquadrato Donin, rincorsa chilometrica della 22. Donin col mancino ha accorciato la Came Treviso, perfetto Donin. 5:26 ancora da giocare, segnale da parte della Came, c'è vita. Perfetto Donin col mancino a pescare l'incrocio dei pali. Grande conclusione da parte del 22 che ha superato De Gennaro. Si ripartirà con il calcio d'inizio con la battuta da centrocampo per il Napoli, di conseguenza time out chiamato dalla panchina del Napoli, chiamato da mister Gianfranco Angelini per cercare di capire cosa fare di questi 5 minuti e 26 che restano ancora da giocare. 3-2 per la formazione partenopea, ma c'è un segnale importante da parte della Came. Ovvio che i 6 falli non aiutano la fase difensiva del Napoli. Ovvio è che la Came adesso, dopo anche la conclusione realizzata da Donin, è più invitata a puntare, a provare a spingersi in avanti. Silvio Roccia che dà indicazioni ai suoi giocatori per cercare di scuotere questo finale di partita. Inquadrato Grasso, l'autore del fallo.
sostituito dopo aver commesso l'infrazione che ha portato poi al tiro libero, conquistato da Bissoni e realizzato in maniera perfetta da Donin. Si riparte dunque 2-3 il punteggio. Borruto, c'è tanto spazio, controlla Borruto, non calcia, va da Guillermao, tocco Borruto, in qualche modo si è salvata la Kame, poi possibilità di ripartenza, corre veloce ancora Donin, chiusura di Bolo, no, Donin passa, poi altra chance, pallone lungo con Pietrangelo che blocca e rimette in gioco Donin. In verticale Japa Vieira prova a proteggere, riesce bene, si gira, calcia con il destro, non trova però spazio e direzione per far male a De Gennaro. Sempre Japa Vieira, adesso con calma la Kame quando mancano 4:38 ancora da giocare, tempo peggior nemico dalla formazione di Silvio Roccia per questo finale di partita. Donin con calma, Josip Sutton, Donin, tanto Japa Vieira, Bissoni, Sutton, giocata da parte del 10 croato, che sfila all'interno dell'area di rigore, marchio di fabbrica, questa solata con il destro, questo tentativo con il sinistro. Lancio lungo alla ricerca di Guillermao, Pietrangelo in qualche modo riesce a difendersi, rimessa con i piedi per il Napoli, battuta nella direzione di Guillermao che però non è riuscito a controllare questo pallone. Allora altro possesso per la Kame Treviso, power play, fuori Pietrangelo, dentro Luisinho la maglia azzurra per il quinto di movimento, si gioca il tutto per tutto Silvio Roccia, 3:40 ancora da giocare. Sutton, Luisinho, Sutton, Japa Vieira, Sutton, Luisinho controlla con il mancino Sutton di prima, bella giocata, pallone che non passa, poi il tentativo con il destro che termina largo, con il Napoli che ora deve difendere il power play della Kame, fuori Luisinho, dentro Pietrangelo, c'è ancora tempo per provare a manovrare con calma questo power play, gioca il tutto per tutto la Kame. La ricerca del terzo risultato utile consecutivo in casa, anche per scrollarsi di dosso la sconfitta di Catania. André Ferreira, Sutton, Japa Vieira, Sutton, Luisinho, gira la Kame, André Ferreira, Japa Vieira, sempre André Ferreira, Antoniazzi, il mancino lì vicino per André Ferreira, sempre Antoniazzi, solito movimento a girare, Japa Vieira con calma, Antoniazzi, tempo scorre, Japa Vieira, Luisinho, perché spazio non lo trova, allora si riparte, solito giro palla con pazienza infinita. Sutton, Antoniazzi, Sutton, Luisinho, adesso prova ad accelerare un pochino la formazione di mister Silvio Roccia con Luisinho che cerca il pallone dentro, la deviazione da parte di Bolo, se non ho visto male, Antoniazzi che rimette in gioco con il mancino, alza le braccia al cielo Sutton, probabilmente uno schema, una rotazione con il tentativo, la parata di De Gennaro e poi l'ultimo tocco di Pelesinho da allontanare. De Gennaro vuole più attenzione da parte dei suoi ragazzi per questo finale di partita. Altro tentativo, allontana il Napoli, possibilità per Bortoleto con il destro, pallone che non arriva
a destinazione. Altro errore, attenzione a Sutton che recupera sul secondo palo. André Ferreira non ha inquadrato lo specchio della porta da 1 metro. Ce l'ha avuta l'occasione la Kame. Rivediamo Sutton e poi André Ferreira che ha calciato alto, incredibile, a 1,32 da giocare, vicina alla 3-3 la Kame. De Gennaro lunghissimo a cercare Guillermao, protegge questo pallone il gigante, maglia numero 8 del Napoli. Arriva Antoniazzi con l'ausilio di Sutton, no, perché Burruto recupera la finta. Burruto, chiusura di Antoniazzi spettacolare in scivolata a salvare il punteggio. 78 secondi effettivi ancora da giocare, siamo agli sgoccioli di questa partita con Salas che tocca per Burruto, sempre Salas con calma, saggia all'indietro per De Gennaro. L1 triangolo in avanti, non trova compagni. Ora si riparte, l'errore però alla ricerca di Japaviera. Salas, Guillermao, gira il Napoli. Salas, De Gennaro, recupero di Pietrangelo, in avanti anche lui, pallone che diventa buono per Japaviera. Se la cava in qualche modo Burruto che allontana questo pallone più lontano che può. Ancora power play, ha forse un tentativo la Kame con Luisinho. Antoniazzi, Sutton lascia lì Antoniazzi per Luisinho, tocco fuori André Ferreira, Luisinho, Japaviera, cercato il pallone dentro, vogliono un tocco di mano i giocatori della Kame, tutto buono dall'altra parte. Pelesigno per il 4-2 del Napoli, a 10 secondi ancora da giocare. L'esultanza dei giocatori del Napoli che mettono la parola fine a questa partita, anzi pardon, Bolo, non Pelesigno, è andato a calciare con il destro. Sulle proteste della Kame, sulla giocata di Japaviera, volevano un tocco di mano da parte di Salas su questo tentativo. La rete di Bolo a mettere la parola fine in questo match. Luisinho che gira all'indietro per Sutton. Finisce qua la partita, vince il Napoli, lo fa per 4-2 ai danni della Kame che ci ha provato fino alla fine. Le proteste che credo continueranno anche post partita. Japaviera che è nervosissimo, volevano il tocco di mano a fine della partita sul power play, girato, manovrato. Tocco di mano, se non ho visto male, dovrebbe essere Salas l'indiziato principale. L'arbitro comunque lì a prendere la propria decisione. Finisce comunque qua, finisce per 4-2 la 28esima giornata della Serie A. Quinto, rivediamo ancora una volta il tocco dentro, difficilissimo capirlo da questa inquadratura. C'è Sutton che disturba, tra virgolette, molte virgolette, l'immagine. Fatto sta che il Napoli vince, lo fa per 4-2, agguanta il terzo posto, arriva a 51 punti. Seconda sconfitta consecutiva per la Kame Treviso. E dalla Palla Cicogna è tutto da parte di Giacomo Flori. Un grazie per essere stati qui con noi per questi 40 minuti effettivi. Vince il Napoli, lo fa per 4-2. Finisce qua la regular season alla Palla Cicogna per la Kame, che il prossimo turno giocherà in trasferta in casa della Fortitudo Pomezia per poi scontare il proprio turno di riposo nella 30esima e ultima giornata della Serie A. Quinto, ancora grazie per essere stati qui con noi da parte di Giacomo Florio. L'appuntamento ai prossimi eventi sportivi.